Visti TV, siamo in diretta con Davide Pinna, Bizzichesu, che è emigrato in Israele e come può narratisse chi è in un bistagliata cannita in in modo tale che resetta all'identificare e a iscrivere chi è e poi nos abbiamo una ragionata chi nisse, nos abbiamo, no? E quindi Davide spiega a Saida chi è che da bisogna tirato ma magari chi sta ascoltando siccome ascoltano da tanto all'occhio non resista a sammentare o a individuare facilmente. Contanos, Ok. narranos qualche cosa. Zero buono a tutti, io sono Davide Pinna, Vizzichesu, emigrato dal 1970, prima stavo in Inghilterra, in un paese sono stato per diversi anni, ho studiato a Cambridge e mi sono laureato in religione comparativa e in linguas orientali. Poi, siccome queria continuare gli studi ormeos in linguas orientali, come aramaico e ebraico, e hanno pensato e vinzasti cosizzo de due professori armeos, Walter Watson e Giorgio Bridge dell'Università di Cambridge e hanno svenuto ai nocche. Ha fatto un'sperimentazione in un kibbutz per un anno circa, poi ha cominciato a imparare l'ebraico e poi mi sono iscritta all'Università di Tel Aviv, praticamente Hebrew University, e mi sono laureato. E poi, siccome tipo pensando di tornare in Inghilterra a conseguire altri studi in cui, a poco notte su Kitty da divorziata mea via, da ex muzzere mea, e issa pure immigrata, issa sente che è sopravvissuta a Shoah, e issa è nascita in Colombia, però issa è babbo e mamma tedescos. La mamma è stata in un campo di concentramento, Theresienstadt, in Banno, suo babbo si è in Olanda, che sovrate l'hanno zappato e l'hanno morto. Praticamente issa si sono conosciuti in Colombia. Hanno deciso praticamente di avere una famiglia, via. E pensando sempre a tornare sia in Italia, in Sardegna, sia in Inghilterra. Lo schermo ormeo sono sempre in Sardegna, sempre a po' pensato, praticamente io sono figlio del pastore, sono cresciuto in sul territorio di Sardo de Vizi, più o meno si chiama Crastazza e Calavrino. In Vizia a questo tempo siamo stati improgliati, se hanno Vinza mappo guadagnato sul proelio Mariana del Calabrino, che suo parente che hanno girato in vita, nessuno mi conosceva chi suo numero, ma Mariana del Calabrino Gallo si lamenta io. Restano sul numero dato da Saida restano. Questo restano. E praticamente questo è la mia presentazione. Io ho visto in Ocda nel 1978, lo coizzo, se nipote, in Ocche, praticamente io ho doppia cittadinanza, visto, praticamente non ho problema di diritto. Questo è più o meno travaglio gado come questi stili adesso di pensione, a cosa freelance praticamente. Questa praticamente Ecco, cannes in bici in care chinato sta iasa, e tesina la babbo tuo, frate tuo. In un luogo che si cramaiato come non riesco, si l'hanno cambiato, carriera lunga. No, ya il gallo carriera lunga. No, andiamo si scurto in cue, giocando a pallone, correndo, a passo, a giosso, carriera lunga.
pensa se un altro un nome che una maiani ti via iosso. Io so. Praticamente vai a tu uno stilere, mi scusi per galo, biondo, lucramaia. Su è biondo, io. E zio Elietto e Cordetti, praticamente. Sì. De San Benito, siamo stati via, sono una famiglia mia pure. E praticamente in cui sono cresciuti, in cui Gallo sono scarpette ormeo, sono in cui, il pensamento. No, è che praticamente ha poi girato mezzo mondo, però sono sempre in cui, via, il suo sonno, il suo spessamento, minche arzio dai sul letto, e intendo sa servette, sono scampanetta sa servette, da metallo, e poi resto solo un giorno, via. E senti che mi aidano, la lingua mi è rimasta come se si tenne. Praticamente uno mi deve dare su Ilu, poi mi torna a Carveto, su Vizzicheso, via su Sarbi, io conosco solo questo, non conosco altri. E praticamente io mi sento, io con doppia cittadinanza, però io mi sento solo usato. Questo lo narro apertamente a voi, non promiachere pubblicità, ma di socorro io mi sento sardo praticamente via. Io che ti ho dato la domanda, quindi mi sembra che in qui che su freelance, ma di immagine o di scritto? Cioè, non ho compreso che su freelance, no? In cui, ma di immagine, cioè, o di scritto? Cioè, collabora a giornali o a televisione? No, sono compagnie che praticamente dei importo, no? Ecco. Per esempio, Marta da Cina, e hanno praticamente mi chiamano a me e te ne penso le custe, e via devo viaggiare solo, e via viaggio schifinoso, e hanno a Cina, differente luogo della Cina, dato un luogo per esempio si chiama Xiamen, rifugiati. E hanno bisogno di questa sfiera che dura una chita più o meno, e inizia da tutto sul mondo, no? E praticamente io che su credito che io sono competente in questa materia, poi basta la materia via, le cose che do a differenti ditte, no? Una per esempio importata cartone, un'altra importata cemento da Turchia. E praticamente questo è il suo lavoro mio, abbia tramite il internet. Ecco. Un intermediario, insomma, ecco, freelance, io sì. Si può tenere in parte, non così serio. Ecco. Che dà suo parere suo, il parere mio, e sta ascoltato, e io ricevo praticamente una percentuale, dipende da compra chi ha, e via. Una cosa impegnativa. Dipende dai come si narra, dai cantasa, come si narra, containers. Sì, a spostare. No, è una... Noi siamo un ruolo che paga conto, insomma, viene di responsabilità, cioè, evidentemente ti has creato ma... Mi conoscono bene, lo conosco bene. Infatti sono una ditta che io l'ho dato sempre servizio. Ultimamente ha fatto un negozio in Brasile e lo hanno affricato via. E non ti hanno rimandato. Querían risparmiare su come si narra, l'agevolazione mea, ecco. E non ha perduto come si narra. Già che sa come si narra. Non ti hanno chircato, potevi che brincare. No, ma l'ha portato. Ascolta. In questa peste di questa Covid, perché 9 praticamente siamo sbloccati via, non si può, gli aeroporti sono serrati, e tutta la comunicazione, vinza, non si può comprare nulla, che non ti la potete mandare da scontainer. Ecco. Né via mare, né via come te cargo, come te si cargo sono.
E quindi poi Siamo esponendo, bloccati in dopo. poi esponendo in crisi fino in cui dalle musichine che in Israele pure che sa mascaredas, insomma, che sa limitazioni di movimento, là come in occhio tutto. 100 metri si potesse dire da Edom, però è una cosa verità. Io siccome isco gallo come si dice su Marianne perde subito, ma non sa si idea. Poi mi cosa? perco sempre sul deserto, entro in queste arvati, in queste montagne. Vero, E praticamente un po' di giro del mio, da respirare un po' di aria. De agera. Ascolta Davide, qualcuno me lo dimanda, si sa famiglia tua un improeglio in modo tale da ti individuare, hai compreso dei scrivere chi è sesi, improeglia io a casa famiglia tua. E te? Il piatto è babbo? No, non gli piatti improegli. Se un mio, che lo conosciata, lo chiamavano a Uschedu. Uschredu? Uschedu. Uschedu. Ecco. E se ti va caglio, e io che serva a casa, io che tu mi stalla, se ti lamenta a sopra in un biti su Mastro Elinna, Mastro Giudice, lo chiamavano. Ah, Mastro Giudice, E se io che serva a casa, che la io praticamente i Pretasarvas, i Tue, i Santa Maria, le Cramaiana Mazzavoce, come me lamento tutto il Mazzavoce, sì, sì. Va a casa praticamente le cose di Svizzera, no? Bellas purpurinas. La sghiaia su zero. Su Manzano, a Sarbattolo, praticamente la smordiata e che la so caia di nuovo. Poi si sa vita sua, Ioanne Uschedu di nome. Uschedu. Poi vedo un altro figlio mio, si chiama Barra Biu, per il proello. Ah, Barra Biu, Questo io mi lamento. Ti lamenta, zio Petto e Barra Biu. E ti situato che sia mea, chi ti cariatora. Sia i triedi la Cramaglione. Oh. E niente, dai tutto da Sardegna, una cariatora a Sanato Metazzente, via. Tradizionale, sarda, via. E questo è il sazzente. Poi, sono parente mio, sono sordelai, praticamente, sorde portante dei proelli. Ecco. Praticamente poi questo sono immigrato in continente, in Toscana, perché sono sistemati due. Uno si è tornato e si è scogliato a posata, in una posatina, come si è morto. Un altro fratre, grazie a Nedu, che indizio ti improgliato in spilletta, e ti capocomino, quindi questo si è morto. E praticamente sordo e cordeto. E tutto curso, sono importante, sono sanna, sono tutti di parente nostro, via. Ecco. Poi io devo fare un bella pezza di volume, no? Pesare in mano. Pesare in mano, è zampenata che hanno scorso. Mi sono domandando, no, che su questa diretta che è abbastanza assente, batta una ottantina di persone ascoltando, quanto sanno Sasa? De su canto sese? Io? De su 53. Quindi de su 53. Chi sta ascoltando? Chi Carletto, chi Giovanni Bambino, su veterinario, che in inglese mi pare. Non in inglese, Chi in su gongo, se non tu. In carbone, soprattutto dei baccheri del bannino, quindi sa. Baccheri del formano sì, su gongo è stato appunto del cursuetto. Nara. Ah, vero. Quando l'hanno improgliato in questa seconda elementare, via. L'hanno attaccato sul punto. Stanno ponendo so sproeglio.
Sono così imbrogliato, non si serve a nessuno, però per conto, su piatto e basso, non ho chiamato in proviglio, Mauro Pinna, non fa mai atto. Ho fatto tutto fatto, mi sono imbrogliato, via, parentesi e tutto, non dico... Non sei tanto che gira già, non sei tanto che gira il Davide, no, come che hanno previsto di tornare a visitare Saida dei Vizi. Come, prima di tutto chi inizi questo... Ah, beh, questa pestolesse. Sì, beh, scusa pure. Poi andiamo da... Come la vita scambiando praticamente, devi, come si dice, in inglese si narra per rewind your mind, devi preparare tutto di nuovo, praticamente pensare tutto di nuovo praticamente. E come non che io manco pensare di tutto corso, la prima cosa che penso è che inizi, via. No, che data a finire, che siamo vestiti la data la scorsa, che abbiamo vestito da questa pure. Penso che si è già avviato il superamento, insomma, dai, non ha da essere... Ma no che, da Serbereo Narana, abbiamo scolato gli egiziani, abbiamo scolato i romani, abbiamo scolato i greci, e mi nascosto a tacolare. E noi sardo stanno... Amo de non lamentare noi sardo, gli abbiamo nacolato mancuno di questo bardaneri. Ma siamo il Gallinocchio, sono tutti morti, ma noi siamo il Gallinocchio, come bessurtimo del bardaneri, così pure a finire prima o poi. Ma ammetto che in una di queste girate che mi ha fatto, sono andato in Città da Ghisu. Io la conosco. Eia. Zizzeda Ghisu. Troppo grassa deve essere stata Zizzeda. Troppo grassa Zizzeda. Grassa ite di sicuro, vero Zizzeda? Sono andato a come si narra, a io non un oracolo, questo oracolo come si narra, a Corsa ai Vizi, di questa ida che sto per preta, io che so appunto a Salimba. De Bordesò, a Corsa Bordesò. A Corsa Bordesò. Cioè Noelle, mi pare che ne. No, sono Noelle, un attimo. Un attimo, boh. Questo che sta andando in strada a Bordesò. Praticamente a questo un oracolo. Ha ponato sardo, visto che non c'è un'iscrittura, un alfabeto, spretta da una plus di non si cosa praticamente. Certo. Nulle, come mi sto attaccando? Sono oracoli di nulle, voes. Ah, voes, Oracoli voes. Sì. E sei sta appassionata a Zizza este. Di questa cosa. Ascolta, se chi ne lo resa a BCTV, ti pare è una bella cosa, a che convenia o non, dopo che ha raionato, dopo che ha raionato a comunque di Narata, su chi sta in Romania. A coloro, a Merzioro, Io sono acclamati, però non l'ho più in testa dalla telefonata, e tanto ieri sera l'ho telefonato, e noi abbiamo fatto una bella raionata ieri sera. Abbiamo scambiato un'idea del sardo che stanno fuori il continente e all'estero specialmente, e via, guys. Ma poco esiste, è stata inventata BCTV, poi a che in modo che tutti os che sono intro de vizio o in forasa non si deve sparire si registrata a mandra de romanzesu e noi racchiamo una raionata e nie. Cioè oggi abbiamo sul medio, si strata este meta pulmanna de sai prima, non sediamo tutti in questa strada e non ragioniamo. Tu raionando è come quantos chilometri va da Inoca a Israele oppure quantos chilometri va a Romania. Eppure siamo cara a cara, Saida te sta scurtanne e siamo già danne tra noi. Ma fino a Saida è intervenendo, sti scrivendo tutte cose, appunto dal dimanda scritte so a Kenne. Sì, sono dimanda a chi. Addirittura? Io che sono una companza mandata in Romania, una rumena. E poi l'ho fatto da companza a me, da chi sto finita già da che 8 anni,
Sa mamma iti rumena di Bucarest. Ah, ecco, ecco. E Zubabu iti di Ungheria. A ti rammenta in scuola una cosa la raiana, come se usa penato mio e spinna. E hanno quindi questa pinna sapiro, la rammenta. Dal bicchiere. Pinna sapiro. E stanno che non che la sapina, cale cheres, sai se inchiostro, fai sapiro. E come ti narro uno conto, la companza a me, a su mannitu, Yosef Laszlo Biro, che su che ha inventato sa pinna Biro. Ma va. Anche di Biro. Biro anche, tabaita sinche se il dato sopra, eh. Ha fatto bene che ti saluta, Tanato, non so istita bene. Vabbè, ok, saccara, ne si, entriamo su. Un attimino lo saluta. Ca. A come sbrulla, pinna Biro, io, pinna e isa Biro. Salute signora, salute. Tutto il paese. Questa è la nipote, tu che ha inventato la pinna Biro. La pinna Biro. E si chiama Desambenato Biro. Tanne su campanello, su campanello del Saianna, del supportone, vi ho scritto pinna Biro. Le camere? Pronto? Pronto Davide? Un attimo. Questa salute. Bustia. Oh. Beh, successo che Zaluca si chiesto sa companza a me a posto di una spina in questa morta un Zaluca. attimino. Vabbè. No, zero. No, ma szukaj florek. Lekker is aan mij zeggen. Tedley. Dat is meer. Oh, we zijn kafaat. La Sera? No, che sarà là, a Rasciana. Vale vecchio. Lama Santa Esnesham. Bustia. Ehi. Ascolta. Vabbè.